Onorevole Fontana, oggi l'apertura ufficiale di questo comitato elettorale è un impegno, il suo, iniziato, che continua. Un impegno che continua, la mia candidatura è stata voluta fortemente dal mio partito proprio per non perdere tutto quello che noi abbiamo costruito negli anni e per mettere a disposizione di questa terra la mia esperienza e la mia conoscenza. Ho accettato solo per questo e sono qui in apertura della mia campagna elettorale, quindi stiamo inaugurando il comitato elettorale, quindi è una semplice inaugurazione e vedo qui tanta gente, c'è veramente un popolo e questo mi dà il coraggio e l'entusiasmo per poter andare avanti. Siamo in un momento di antipolitica difficile, speriamo che la gente sappia distinguere tra chi ha lavorato veramente con passione e col cuore nell'interesse della comunità e chi magari tutto questo non lo ha fatto e ha anche distrutto il lavoro degli altri, perché poi l'antipolitica purtroppo colpisce tutti e quindi non distinguendo chi veramente ha lavorato e chi no. Io mi auguro che la gente che oggi non ha più il prosciutto sugli occhi sappia fare le dovute distinzioni. E quindi io voglio continuare questo lavoro che ho fatto da anni da Presidente della Provincia, da parlamentare nazionale, adesso da parlamentare regionale e tra l'altro Vicepresidente della Commissione Sanità, dove mi sono parecchio speso soprattutto per la rete ospedaliera che oggi è una realtà e che darà sfogo anche alle nuove assunzioni, alle stabilizzazioni e quindi alla ottimizzazione anche dell'offerta di cura e siamo qui proprio per continuare questo lavoro. Se avrò il consenso della gente continuerò questo lavoro e lo farò con la stessa passione, la stessa generosità che ho sempre dimostrato negli anni. Onorevole Lavia, partiamo da qui oggi aprendo il comitato dell'onorevole Fontana per avviare un percorso che lei ha già abbastanza consolidato. Facciamo un percorso importante perché lanciamo con Enzo Fontana la candidatura di Fabrizio Micari alla presidenza della regione siciliana. Io sono indicato come vicepresidente e questo è un percorso basato sulle competenze. Fabrizio Micari è il rettore dell'Università di Palermo, io ho fatto il prorettore a Catania, quindi una bella squadra competente, fatta di persone che conoscono ciò che va fatto alla regione e che vogliono realizzare un programma concreto per rilanciare la Sicilia e dare un futuro ai giovani in questa terra. Rispetto ai parolai di destra e di sinistra, rispetto ai populisti che fanno solo slogan, noi diciamo cose concrete che vogliamo realizzare per la nostra terra, perché non vogliamo più vedere partire i nostri figli con un biglietto di sola andata.